Uno degli argomenti che viene sempre toccato oggi da tutte le televisioni, da tutti i politici, è il problema dell'IMU. Inizio proprio con Paolo Zabbeo delle CGIA di Mestre. Ma possibile, faccio una domanda che è anche questa abbastanza semplice, che i soldi dell'IMU su un bilancio dello Stato che è di 800 miliardi, su tante possibilità che poi devono spiegarmi i politici, che c'è una cosa che fa arrabbiare moltissimo, è le tasse come sono state tolte, quelli delle slot machine e via discorrendo, sono state ridotte in una maniera incredibile e nessuno è intervenuto. Lei ti ha detto, beh vabbè, invece che pagare 100 miliardi di tasse, pagano 500 mila euro, una cosa del genere, correggetemi se sbaglio qualcosa di cifra, e credo non sia una cosa corretta. Ma ritornando all'IMU, Paolo Zabbeo, ma è proprio l'IMU il problema dell'Italia? Mi sembra abbastanza banale come, o è una scusante, perché credo che si possa trovare quei benedetti soldi per sistemare quelli dell'IMU. Sembra sia una cosa di vita o di morte, un principio di vita o di morte quello dell'IMU. Non è un problema di vita o di morte, però è un problema che, aggiunto agli altri, ha creato non poche difficoltà alle famiglie italiane. Perché quando tu paghi mediamente 350-400 euro all'anno di IMU sulla tua abitazione, beh, è chiaro che questo costituisce un problema. Se poi aumenta la disoccupazione, se poi anche chi lavora magari finisce in cassa integrazione, se chi è lavoratore autonomo incassa meno di prima, è chiaro che tutto diventa un problema quando hai meno per soldi. Il cittadino. Io per parlo il cittadino. per la politica, Zappeo, che io sto difendendo il cittadino in questo ragionamento, dico, vabbè, gli ha tolto l'IMU, lo Stato, i partiti, una parte dei partiti dicono l'IMU ha ridotto sull'astrico l'Italia, con l'IMU avremmo risolto tanti problemi. Io sinceramente non credo sostanzialmente che questo sia un problema, nel senso che i 4 miliardi di IMU sulla prima casa si possono trovare tranquillamente appunto di fronte a una spesa pubblica di 810 miliardi. Anche qua però capiamoci, perché ogni qualvolta diciamo di tagliare la spesa pubblica c'è una sollevazione di scudi e chi dice allora vuoi tagliare la sanità, vuoi tagliare la scuola, vuoi l'istruzione, e quindi la carne viva delle persone. In realtà io parlo ad esempio per quanto riguarda il nostro mondo. Noi abbiamo che per quanto riguarda i finanziamenti dello Stato alle imprese, ogni anno lo Stato dà 60 miliardi di euro circa. Oltre la metà sono soldi che vanno ai trasporti, quindi ferrovie e trasporto pubblico locale, oltre la metà. E secondo la commissione che è stata messa in piedi dal precedente governo Monti, presieduta dal professor Giavazzi, aveva detto che su 60 miliardi almeno 10 miliardi potrebbero essere aggredibili, potrebbero essere tagliati, quindi 10 miliardi insomma, è una cifra importante non significativa, certo, però insomma, è importante. In realtà poi alla fin fine si è tagliato col governo Monti sì e no 500 milioni, perché andare a tagliare sostanzialmente vai a incocciare con interessi importanti, con clientele, con i soldi che vanno agli amici degli amici, con i soldi che vanno alle grandi imprese, che poi magari sono quelle che ti finanziano la campagna elettorale, che sono quelle che hanno le partecipazioni importanti magari sui quotidiani, che fanno opinione, quindi capito, diventa difficile mettere mano alla spesa, perché mettere mano alla spesa ti scontri. Se uno non ha un po' coraggio, no, ti scontri, e difatti con un governo tecnico come era quello di Monti uno si aspettava che almeno questo coraggio ce l'avesse. È molto più difficile che i partiti ce l'abbiano, un governo diciamo così politico, e quindi di fatto non si è fatto niente, cioè è difficile intaccare sulla spesa, quindi è molto più facile aumentare le tasse, magari di poco a tutti, ma poi insomma quel poco a tutti porta nelle casse dello Stato un praticamente gettito consistente. È quello che si è fatto con l'IMU, è quello che si è fatto ad esempio con l'IVA. Perché pochi sanno che quando nel 1° ottobre è scattato un punto di IVA in più, cioè dal 21 è passato praticamente al 22, è scattato l'aumento dell'IVA perché si era detto che se non si faranno i tagli alle agevolazioni fiscali, alle detrazioni, alle deduzioni che hanno imprese, famiglie e quant'altro, se non si metteva mano a quei 257 miliardi che costano allo Stato le detrazioni e le deduzioni fiscali, se non si metteva a mano bisognava aumentare di un punto l'IVA che porta a 4 miliardi all'anno circa di gettito. Questo è stato, non si riesce a mettere mano alla spesa. La domanda è, allora vuol dire che i politici, i partiti guardano soprattutto le grandi lobby, i grandi poteri di economia a discapito del popolo e fanno pagare sempre a quelli che ne hanno meno. È così. È così. Sostanzialmente è così, perché di fatto
Cosa è successo negli ultimi 20 e 30 anni? Noi abbiamo avuto che la spesa pubblica ha continuato a salire, ad aumentare, e per non far saltare il banco, cioè non far saltare i conti pubblici, le tasse le hanno aumentate. Hanno aumentato le tasse hanno rincorso la spesa, quindi c'è stata praticamente questa rincorsa e oggi troviamo una situazione che la gente non ne può più, il livello che il carico fiscale è talmente elevato che non ce la facciamo. E tra l'altro con una crisi così pesante, con delle politiche di austerità e di rigore che hanno peggiorato la situazione imposte dall'Europa. C'è una via d'uscita, Paolo Zabeo, secondo lei? Secondo me c'è una via d'uscita se la Germania e in generale l'Europa capisce che quelle politiche di austerità che sono state fatte in questo momento portano ad esempio a tutti i paesi del sud d'Europa a trovarsi in una situazione di grave difficoltà, Spagna, Grecia, Italia, addirittura con situazioni di disagio fortissimo in alcuni paesi come la Grecia. E tutto questo a beneficio di un paese, la Germania, che vuole praticamente inflazione bassa, che vuole esportare a danno praticamente di paesi, che attira capitali, li toglie da noi, li porta lì. C'è tutta una politica fortemente germanocentrica che sta impoverendo l'Europa e creando... Poi ne parliamo anche di questo, mi sembra anche un po' impossibile che una nazione, con tutto il rispetto come la Grecia, che non è grandissima, o come Cipro mette in difficoltà l'Europa, però è successo anche questo. Umberto Zampiri, sta IMU. Cioè, è il dramma della nazione, insomma, perché non viene pagato, però lo Stato va in difficoltà perché non è stato pagato l'IMU con miliardi di risorse, ho detto prima quelle delle slot machine, che nessuno ha preso il coraggio perché ci sono degli interessi politici, presumo molto probabilmente lì, perché da pagare 100 miliardi a pagarne 500 mila euro di multa, se sbaglio ditemelo, mi sembra che sia una cosa di una scorrettezza, mentre quello che va a Equitalia italiano viene triplicato, quadriplicato la multa, qui viene ridotta del 100% quasi. Insomma. No, beh, intanto bisogna, allora, premesso che in questo paese sulle tasse di solito si fa campagna elettorale ed è molto raro assistere a una discussione seria sul problema delle tasse, non demagogica, difficilissimo, forse impossibile. Per anni, per esempio, Berlusconi, vincendo anche le elezioni, ha promesso di abbassare le tasse, cosa che non è mai accaduta. Le tasse sono una cosa antipatica, però sull'IMU occorre rispolverare la memoria, perché a volte siamo un popolo che ha la memoria corta. L'IMU non venne introdotta perché Monti, del quale io non sono poi l'avvocato difensore, era un sanguinario tassatore, ma perché il nostro paese era sull'orlo di un collasso finanziario. Il collasso finanziario, tanto per essere chiari, porterebbe l'Italia a quello che abbiamo visto succedere in Grecia, cioè si iniziano a tagliare i servizi ospedalieri, le scuole, i servizi medici, la spesa per i farmaci e avanti di questo gli stipendi dei dipendenti pubblici. Ora l'IMU è una cosa antipaticissima, ma bisogna mettersi d'accordo su un fatto: non è stata introdotta perché Monti e la maggioranza che lo sostenevano un giorno hanno deciso che bisognava inventarsi una tassa. Era stata tolta una tassa che si chiamava ICI, che era un'imposta comunale sugli immobili, che assomiglia a una tassa che esiste in quasi tutti i paesi europei. Era stata tolta per un effetto di una campagna propagandistica, peraltro, che non stava in piedi, tant'è che ha danneggiato, sempre del centrodestra, di Berlusconi, eccetera, che ha danneggiato la situazione, e Monti, in una situazione drammatica in cui, che tutti ormai abbiamo dimenticato, ma sono passati pochi mesi, è passato 1 anno e mezzo circa, ha introdotto questa tassa per evitare che saltasse lo Stato. Poi da questo a dire che si potevano tagliare altre spese pubbliche, sono d'accordo. Il punto però è che mentre ne discutiamo noi qui, la cosa assume un certo tipo di peso. Il problema è che in Parlamento bisogna stabilire cosa si taglia, ma quando si dice che si taglia bisogna avere anche l'onestà di dire ai cittadini cosa salta, perché non è che si taglia e non succede nulla. Cioè, se ad esempio iniziamo a tagliare gli stipendi dei dipendenti dei comuni, può essere una scelta condivisibile, bisogna però dire con onestà che ridurremo da 1.200 euro mensili lo stipendio medio di un dipendente comunale a 900 euro. Allora iniziamo a tagliare lì. Vogliamo tagliare poi ad esempio la spesa sanitaria. Bisogna dire, tagliando di 4-5 miliardi di euro. Eliminiamo le società partecipate. Se noi guardiamo il bilancio dello Stato, è la spesa sanitaria ad esempio che incide tantissimo. Siamo d'accordo a ridurre di 10 miliardi per esempio, mi scusi se posso, di 10, no, se posso non essere interrotto. No, se vuole intervenire, certo, però sentiamo che finisca il concetto. Vogliamo tagliare la spesa sanitaria per ridurre le tasse? Benissimo, però bisogna spiegare ai cittadini
cittadini che ad esempio fruiscono dei servizi sanitari pagando un esame 10 euro che dal giorno dopo costerà 50. Giusto. Allora, torniamo all'IMU. Però non ha detto quello che ha detto la Lucchiari. Scusami perché, scusami. No, ha tolto le tasse, ha tolto le tasse. Allora, l'IMU abbiamo capito che non è nata per aggiungere un balzello, ma per salvare la situazione. Volevo finire. Il concetto di dove togliere i soldi ha appena fatto l'esempio, però si possono togliere anche dove ha detto la Lucchiari, nelle province, nei comuni, agglomerare i comuni, nelle grandi pensioni, nelle grandi retribuzioni dei grandi manager, cioè ci sono molte possibilità, non solo quelle... Il governo, a proposito di cose fatte dal governo, ha predisposto un decreto, il ministro Del Rio, che prevede, che ingloba anche l'abolizione delle province, le aree metropolitane, eccetera. È notizia di oggi, adesso non ho letto il dettaglio sui siti tipo Repubblica o Corriere, notizia di oggi che credo sia stato dichiarato, non ho capito le ragioni, qui c'è l'avvocato Menorello, le conoscerà essendo un amministrativista meglio di me, ma ho capito che non è che sia il governo che non lo sta facendo, è stato, non so se il Consiglio di Stato, non ho capito chi, c'è un ricorso e vedremo come va a finire. Quindi siamo tutti d'accordo su questo, però attenzione, torniamo all'IMU. L'IMU in questo momento, siccome i tagli alla spesa non ci sono nel frattempo, bisogna far quadrare il bilancio dello Stato. Cosa sta succedendo? Che si sta cercando di trovare una copertura per confermare il non pagamento della seconda rata sulla prima casa, perché in realtà l'IMU sugli immobili produttivi e sulle seconde case in senso letterale si continua a pagare, non è stata eliminata. L'Europa nel frattempo ha iniziato a dire: siccome vi state inventando una nuova tassa che dovrebbe entrare in vigore dal 2014 e sostituire IMU e TARES, la TARES è la tassa rifiuti, per capirsi, che è entrata in vigore a sua volta nel 2013 per recuperare un gettito di 1 miliardo di euro ulteriore a vantaggio dello Stato, vi state un po' incasinando su questo problema della tassazione, forse è meglio se vi tenete l'IMU. Questo è quello che si sta provando a dire. Io sull'IMU sono per provare a dire la verità e non raccontarci le balle, cioè in attesa che scali la spesa pubblica, sulla quale credo ci aspettiamo tutti degli interventi molto decisi, ma noi nei comuni non è che decidiamo il taglio della spesa pubblica, noi lo subiamo da qualche anno, tra l'altro. Sull'IMU sarebbe quanto meno positivo che in tutto questo baiam di proposte di discussione si reintroducessero quegli aspetti normativi che con l'ICI esistevano, che consentivano ai comuni di detassare o esonerare o ridurre la pressione tributaria ICI, oggi IMU, su alcuni casi che si ritiene debbano essere agevolati. Primo aspetto. Secondo, sulla prima casa mi pare che il risultato, l'ha confermato oggi Letta, di non farla pagare sia stato raggiunto. Quello che a noi, almeno come Comune di Padova, preoccupa tantissimo invece è la tassazione sugli immobili produttivi, i cosiddetti gli immobili di categoria catastale D, cioè i capannoni, per capirsi, o quelli dove si svolge un'attività artigianale. Sono metà vuoti. Ma oltre a quelli, ma ci sono anche quelli pieni. Pagano lo stesso anche sì, pagano lo stesso. Posso dare una L'unica cifra? Categoria che viene salvata, è stato stabilito dal governo, e per andare incontro al settore immobiliare e edilizio che è disastrato, è quello degli immobili invenduti e i beni ecclesiastici che rimangono. I beni ecclesiastici, anche su questo c'è una propaganda, a Padova c'è una propaganda talmente ottusa che le impedisce di sapere come funzionano le cose. Le proprietà, mi scusi che le spiego come funziona, le proprietà della Chiesa, bisognerà che qualcuno la spieghi sta cosa, pagano l'IMU tranne quelle nelle quali si svolge la funzione religiosa. Facciamo un esempio: non se esclusivamente una chiesa commerciale, la frasetta è stata messa è rimasto indietro. Sì. Comunque si può rivedere, non siamo indietro. ma si può rivedere anche quell'aspetto. Io non credo che ci si possa, ma lei lo deve spiegare ai parlamentari, che credo forse non avete nemmeno più da quanto contate in questo paese, che facciano una legge che dica questo, perché i comuni sono chiamati ad applicare le norme nazionali. Quindi l'IMU è un grande fastidio, ma bisogna che ci mettiamo tutti d'accordo su un punto, che non è stata introdotta per creare fastidio ai cittadini. Cioè, in questo paese abbiamo visto come va a finire quando si fanno campagne elettorali in cui
qualcuno promette di abbassare le tasse, Umberto, questo dà fastidio al cittadino. A parità di servizi che lo Stato, perché lo Stato non è che spenda soldi solo per sprecare, perché anche su questo bisogna che stiamo attenti. Lo Stato spende quasi principalmente per fornire dei servizi. Umberto, però dà che fastidio. Costino troppo è un problema che condividiamo tutti. Vedo che è difficile ascoltare proposte concrete e puntuali su come riduciamo la spesa, ma continuiamo a essere uno Stato nel quale sanità, scuola e università sono pubbliche. Dà fastidio, Umberto, alla gente normale per strada che ne ha le scatole piene di dire va bene, io pago anche le tasse per sistemare il paese e l'Italia, però i politici a Roma, quelli che governano, devono iniziare anche da loro a far vedere che si diminuiscono i guadagni, e non lo fanno mai per i motivi molto bene che avete detto prima. Ma possibile che uno debba ridurre il numero dei parlamentari? Serve un segnale in quella direzione. Non lo danno mai, non l'ha dato né Monti, non lo dà nemmeno questo governo. È un segnale, visto che è di grande coalizione, dovrebbe darlo. Tutto qua. Ma Lerbo voleva dire? Una battuta e un piccolissimo aneddoto per capire di cosa parliamo. La Banca d'Italia stima il patrimonio netto italiano in 9.000 miliardi di euro. Di questi 9.000 miliardi, circa 6.000 sono patrimonio edilizio, case, diciamo, gran parte case. Comprese anche quelle capannoni, tutto, oppure solo abitazioni? Sì, patrimonio, diciamo, gran parte patrimonio edilizio. Il resto è ricchezza finanziaria. 3.600-3.800 miliardi sono ricchezza finanziaria. Il debito dello Stato italiano è di 2.200 miliardi. Se 2 più 2 fa 4, si vede come in qualche maniera il convento è povero e un po' di frati, non tutti, sono molto ricchi, perché questi 9.000 miliardi sono concentrati per la maggior parte in pochissime mani. Se vuole le posso dare le cifre, le ho. Me le dia, se sono rapide me le dia. Un secondo pure. solo che gliele vado a cercare. Le racconto un aneddoto anche divertente e poi ho finito di parlare. Sono stato dal mio geometra perché sto ristrutturando la casa e mentre ero in attesa un signore stava discutendo, ovviamente non faccio nomi, il progetto della costruzione della casa per il figlio. Questo signore era un piccolo imprenditore che faceva salotti, 10-12 dipendenti. E sta discutendo il progetto, io non sa chi sono, quindi parla, e alla fine del progetto, circa 500.000 euro, faceva una villa, e il geometra gli dice, scusi, ma il pagamento di questi soldi? E questo risponde beatamente, non c'è problema, ce li ho in nero. E il geometra gli ha risposto, guarda, lo Stato non arriva, ma se arriva, poi ti trovi nei guai. Ti do un consiglio, vai in banca, fai un mutuo, ti tieni i tuoi soldi in nero da parte e paghi gradatamente, nessuno ti verrà a cercare. Domanda, chi paga quella villa? Noi. Lo Stato italiano. Noi. Allora, a quel signore che fa la villa con il nero, e non mi si dica che è uno su 10 milioni, non me lo si dica perché ci la raccontiamo, a quel signore che fa quella villa di 500.000 euro per il figlio di 24 anni davanti a casa sua, gli possiamo chiedere 1.000 euro l'anno da contribuire? Ma non le voglio per me, guardi, non le chiedo neanche per gli operai, anche se io difendo gli operai, le chiedo per la ricerca scientifica a sostegno dell'industria italiana, che se lei guarda le statistiche, se lei guarda la ricerca scientifica dei tedeschi, degli americani e degli italiani, lei vede che la parte pubblica è identica in percentuale al PIL. L'industria italiana non fa ricerca. Certo. Gottardo, sempre sull'IMU nel ragionamento, poi possiamo anche unirci ai discorsi che abbiamo sentito. Quello che ha detto Malerba ha un fondamento abbastanza serio, devo dire, ma vorrei riprendere il ragionamento da quanto diceva Zabeo, che mi ha colpito quando lui ha tirato fuori la questione della politica della Germania, perché poi sempre lì andiamo. Vedete, qual è la differenza tra noi e la Germania? Che anche la Germania dopo le elezioni, e qui non è vero quelli che dicono alla Renzi legge elettorale è semplice, domani mattina sappiamo chi vota, chi ha vinto, chi ha perso, e citavano sempre la Germania come modello. La Germania sono 2 mesi che ha fatto le elezioni e il governo manco per il cavolo l'ha ancora fatta. Perché non l'ha ancora fatto? Perché non è efficiente? No, perché è efficiente.
perché dice dobbiamo fare le larghe intese anche noi, perché la crisi europea in qualche misura ha messo, sia pure in posizione di forza, nell'angolo anche la Germania. Bene, loro hanno deciso di fare larghe intese, ma stanno ancora discutendo il patto delle larghe intese su cui stringere per poi governare la Germania e anche l'Europa. Cioè le larghe intese lì sono il frutto di uno concorso di volontà sul piano politico e sul piano economico, tant'è che già cominciano a dire state attenti, noi il nuovo capo economico della Commissione europea lo proponiamo noi, Schulz. Ho bloccato, Gottardo, ho bloccato prima Zabeo sulla Germania perché dopo vi faccio vedere un filmato molto interessante che è motivo oggetto di grande discussione qui in questo studio. Io volevo ritornare sull'IMU per non uscire dal tema. Poi all'IMU arriviamo, perché l'IMU, cosa volete, è il primo livello di risparmio delle famiglie, non è il primo livello su cui un sottoproletario, quando diventa proprietario della sua casa, diventa un piccolo borghese, è il primo elemento di promozione sociale. Quindi sull'IMU si fa una propaganda demagogica. Andiamo alla sostanza. Qui invece abbiamo larghe intese senza programma. Qui dobbiamo copiare dalla Germania per non farci fare fuori dei tedeschi. Abbiamo le larghe intese con una conflittualità continua e abbiamo immesso la voce nella gente che basta andare a votare per risolvere i problemi. No, le votazioni risolvono i problemi elettorali, non quelli economici e quelli politici. Quelli economici e quelli politici risolvono la classe politica. Allora, finire la conflittualità che pensa che allora che sembra che ogni momento si possa andare a votare. Non è così. Non è così. Però scusami, il problema è che con questa legge elettorale non riusciamo a avere una stabilità, non riusciamo che ci sia una maggioranza uguale sia alla Camera, non al è Senato, che ci dia non è vero neanche questo. No, scusami, in Germania, che citiamo una legge elettorale di stabilità, l'hanno applicata, anche loro non hanno questo, però c'è una stabilità di classe dirigente lì, che indipendentemente dalla legge elettorale, tant'è che anche loro non hanno una chiarissima maggioranza, fanno le larghe intese. Qui invece fanno i larghi conflitti e c'è una conflittualità continua della classe politica con una campagna elettorale continua, pensando che si risolvono i problemi economici e finanziari per via elettorale, non c'è un'assunzione di responsabilità. Ecco perché la classe politica è debole e non conta più niente. Il problema è che tu devi cambiare la legge elettorale, fare una legge elettorale che consenta il giorno dopo che si è andati alle urne, che chi vince anche di un voto sostanzialmente abbia la maggioranza. Sono luoghi comuni che non contano solamente. No, se lo dimostra la Merkel. Ma lascia stare la Merkel. No, lascia stare. Siccome in Italia la maggior parte di questo Parlamento pensa, e si farà più o meno così, che la soluzione migliore di stabilità politica è il modello tedesco. Il modello tedesco ha dimostrato ieri, stanno ancora discutendo. Noi avevamo il Mattarellum, noi avevamo prima di Porcellum il Mattarellum, che non è la legge elettorale tedesca, che dava una stabilità di governo. Questa legge elettorale qui è una schifezza. Allora, cambiatela, non volete cambiare. A Roma non vogliono cambiarla a centro-sinistra e a centro-destra, questa è la realtà di fatto. Non che vogliono decidere chi sono i nominati. Questa è la realtà. Questo è tutto vero, ma non pensiamo che la soluzione politica sia elettorale. Sì, questa legge è una schifezza, è un errore che non l'abbiano cambiato. Ne aggiungo di più, però ritorniamo all'essenza della politica. In Germania, che hanno una legge elettorale accettabile, stanno discutendo di fare larghe intese e non di ritornare a votare. Qui non possiamo andare una conflittualità fine a se stessa, irresponsabile, non sono capaci poi di mettersi d'accordo su dove Italia, mettendoci d'accordo, non facendo la conflitto elettorale. Ho chiesto gentilmente, tanto fuori il tema, allora l'accontento. E l'altra sera a Gabbia, una trasmissione politica che l'avete vista, c'era un economista che è Paolo Barber che ha parlato della Germania. Allora ascoltiamolo e poi così possiamo iniziare con l'argomento della Germania, visto che è tanto caro a Gottardo. Sentite cosa dice, state molto attenti perché dice delle cose che non so, non lo dico io, se voi le reputate vere o no. Ascoltiamo. C'è stata una tensione, abbiamo scherzato, abbiamo fatto Italia-Germania, no? Però io ho visto questa tensione palpabile, evidentemente sull'economia, e lo devono capire bene i nostri politici, si gioca tutto, Paolo. Si gioca tutto, ma nessuno lo dice. La Germania è la terza volta che tenta di distruggere l'Europa. Ci ha provato 2 volte con le armi, ci è riuscita con l'economia in questo momento. Primo punto, Udo Gulpe.
Per favore. Zero la applausi, seconda zero volta- applausi in questa roba. Per favore, qua. la seconda cosa è che la Germania è una nazione di bari. Voi barate, perché voi avete una cassa depositi e prestiti, Udo Gumpel, guarda qui, una cassa depositi e prestiti, si chiama KfW, che ha risanato le aziende tedesche dal 2003 con soldi pubblici, mentre noi intimavate di non spendere un centesimo per le nostre aziende, e questo non appare nel bilancio dello Stato tedesco. Avete speso nel 2012 6,4 miliardi di euro per sgravare il cuneo fiscale delle vostre aziende, mentre a noi intimavate di non spendere un centesimo. Allora, caro Udo Gumpel, questo modello Germania è messo in questo modo: dati dell'Istituto Germanico di Ricerca Economica, avete gli stipendi stagnanti da 10 anni, avete il maggior numero di lavoratori sottopagati di tutta l'Europa, avete bloccato gli investimenti in infrastrutture da 20 anni e la vostra strabiliante produttività si riduce al fatto che la Germania ha il PIL per ora lavorata più basso di tutta l'Europa. Avete distrutto la Grecia, state distruggendo l'Italia, siete dei bari e non puoi portare la Germania come modello economico in questa trasmissione. Professor Manocasa, un economista Citate dei dice, dati. un economista, possiamo rientrare, dei dati. che ci sono dei dati, professore Manocasa, Banna, che è un economista, dice così: a sentire ragionamenti prima Gottaro che la Germania è la salvatrice dell'Europa, a sentire Banna mi sembra che sia tutto l'opposto. No, Gottardo non ha detto esattamente questo. Ha detto di copiare un po'. Sì, a copiare il sistema, sì, certo. Cioè l'unità. I tedeschi sono uniti, sono coesi, noi non lo siamo, no? E quindi questo ci porta al disastro. Perché se continuiamo in un governo che deve prendere delle decisioni molto importanti, ognuno tira all'acqua il suo mulino, non va da nessuna parte. E non ce l'ho con Letta, poveretto, che ci rimette anche l'anima. Ma se dietro vado avanti io, dietro non ho un esercito che mi appoggia, io non vincerò mai nessuna battaglia. Questo è il problema. E non possiamo neanche mettere insieme delle compagini italiane di questo tipo che hanno interessi assolutamente contrastanti, anche se in realtà hanno gli stessi interessi. E questo è il paradosso della politica italiana. Hanno gli stessi identici interessi e si combattono tra di loro. Ma allora perché, professore, dice che dice l'inno di Mameli, siamo derisi perché siamo divisi. Professor Manocasa, allora perché Banna dice la Germania ha fatto fallire la Grecia, Cipro, certo, e anche perché l'Italia? Allora, l'anno scorso la Germania ha portato a casa denaro contante, 80 miliardi dal sud dell'Europa. Spagna, Portogallo, Italia e Grecia hanno pagato e sostenuto l'economia tedesca pari a 80 miliardi. Allora è chiaro che sta bene, perché se quegli 80 miliardi invece di andare in Germania venivano in Italia, noi l'IMU non l'avremmo, non avremmo un sacco di tasse e staremmo da Dio. Ma hanno creato un meccanismo che va in questa direzione e sarà difficile modificarlo. E chi lo ha creato? Due bei bravi personaggi, uno si chiamava Prodi e il secondo si chiama il presidente della BCE attuale, no? Ecco, hanno creato un meccanismo micidiale che va a vantaggio della Germania. Allora è meglio che sono a casa, due italiani ma i tedeschi hanno anche l'alibi. Ha detto sono stati gli italiani a fare questa cosa, no? Per cui è bellissimo. Ma allora scusate, io faccio un calcolo semplice perché stiamo confrontandoci se sia nobile mettere l'IMU o se non sia nobile mettere l'IMU. Allora, le tasse vanno pagate e bisogna metterle perché lo Stato siamo noi. Il problema è come viene speso poi questa cifra. Siccome lo Stato siamo noi e paghiamo noi le tasse, vengono gestite da terzi per determinate cose, ma questa è polemica. Andiamo a vedere i numeri. Vediamo gli numeri degli ultimi anni. La BCE ha prestato solo alle banche italiane 270 miliardi di euro. Attenzione, le ha prestate oggi, ieri, è stato calato ulteriormente l'interesse allo 0,25%. Quindi io presto denaro alle banche e le banche pagano 0,25%. Dove hanno investito questa cifra? L'hanno investita comprando titoli di Stato italiani perché lo titolo di Stato italiano era Remengo. E quindi c'è bisogno perché se no non paghiamo questo, non paghiamo. Cosa ci costa questa operazione? Attenzione, l'intero importo della BCE è stato
1.000 miliardi, di cui 270 alle banche italiane. Al tasso, quando è stato investito, perché l'operazione è partita dalla Germania appositamente, siamo arrivati a uno spread del 6%. Cioè le banche hanno investito avendo la garanzia sulla testa della gente che avrebbero preso il 6%. Ma non sono soldi delle banche, non sono soldi a rischio. Gli sono stati offerti, è come se a lei, passando per la strada, mi dici: guarda, ti do 100 milioni di euro. Gli investi, poi me li dai al 0,25%. E non solo, ma ti ho anche preparato il mercato, così tu ti porti a casa il 5 e il 75% netto, non rischi nulla. Perché se tu non riuscirai a restituirlo è perché è fallito lo Stato e perché è fallito l'euro. No, ma allora a questo punto saremmo falliti tutti. È vero quello che dice, però il problema... Io volevo arrivare all'IMU. Poi sulle banche però mi consenta. È vero quello che dice lei, però il problema è che la BCE rispetto ad esempio alla Fed, la Banca Centrale Americana, non è prestatore di ultima istanza, cioè non può acquistare i titoli di Stato di un paese. Allora cosa è stata l'operazione, soprattutto a vantaggio nostro? Che quando abbiamo rischiato il patatrac, cioè il passaggio da Berlusconi praticamente a Monti, avevamo questa montagna di debito pubblico che col rischio paese nessuno rischiava di acquistare. Chi l'ha creato il debito pubblico? Lasciamo stare. Il problema è che grazie alle banche ci siamo riacquistati il nostro debito. Grazie. Oggi praticamente ci siamo riacquistati il nostro debito, allora, gran parte del nostro debito. Il 50%, il 30% di quel debito, il passaggio all'euro. Questo io ho qualche dubbio sostanzialmente, però il problema è che ci siamo riacquistati il nostro debito e grazie a quell'operazione oggi siamo un paese meno a rischio di allora. Meno a rischio di allora. Ha comprato l'euro, lo Stato italiano ha comprato l'euro a 1927 comunque, 2.000 lire un euro a spanne. A quanto l'ha comprato la Germania? A un marco. A un marco. Quanto valeva il marco in lire italiane a quell'epoca? 1.200-1.300. Allora, se lei lo sapeva, se l'avesse saputo, lei andava a comprarsi i marchi il giorno prima, comprava l'euro e si trovava il 33% di soldi guadagnati per niente. Lo Stato italiano ha comprato il suo debito in euro e si è trovato il 33% di debito in più e lo stiamo pagando adesso, e questa è la prima operazione che la Germania. Attenzione, mi sembra che fosse, mi sembra che fosse un italiano quello che gestiva l'operazione dell'euro. Chi è? Ma un nome a caso, Prodi. Ma cosa stava a fare? L'affare nostro non l'ha fatto, ma non lo so perché. Ma guardi che in quel momento c'è una cosa stranissima. La Fiat vende la fabbrica e tutti si sono domandati: porca miseria, perché vende la fabbrica la Fiat? È possibile, ormai siamo in default, no? E chi gliel'ha comprata? La General Motors. Perfetto. Con un compratore di questo genere, pagamento a 5 anni, vado in banca, mi creo la liquidità e entro nell'euro perché compro marchi e mi ritrovo gli euro. Certo. E ci ho già guadagnato. Però sta di fatto, professore... Il giorno dopo ho restituito l'importo alle banche e io ho fatto un business della Madonna che se lavoro per 30 anni, la Fiat lavorasse per 30 anni, non avrebbe guadagnato tanto quanto in 24 ore. Attenzione, no, torniamo all'IMU, perché stiamo combattendo se dobbiamo spostare sto IMU, l'IMU sì, l'IMU no, a parte che l'IMU l'abbiamo già fondamentalmente pagato, perché ha detto o si paga l'IMU, vado a memoria, forse la mia memoria scade un pochettino, o paghiamo l'IMU o aumenta l'IVA. A questo punto è aumentata l'IVA e rimane l'IMU. Dovete spiegarmelo perché. Perché purtroppo la gente ha memoria, i nostri telespettatori a casa hanno memoria, non hanno voce, perché non possono parlare, se no ci manderebbero a casa tutti, ma veramente, come hanno dimostrato nelle ultime elezioni. Dobbiamo stare dalla parte del cittadino, perché se ci manca quello, la democrazia è finita. Ma torniamo all'IMU. L'IMU perché è ridotto in questa maniera? Non c'è il problema dell'IMU. Vorrei portare un esempio.
negli anni 50 c'era stato un episodio in piazza San Marco, c'era un signore che aveva messo a disposizione un telescopio per guardare la Luna, no? E poi ho scoperto dopo un po' di sere che la gente che guardava gratuitamente la Luna in realtà si trovava senza portafoglio, no? E la stessa cosa sta succedendo adesso. Tutti guardano l'IMU e in realtà ti hanno già portato a casa i soldi, ma il problema dell'IMU non esiste. Perché che cos'è l'IMU? È la restituzione di 14 miliardi di euro che le banche devono incassare, solo quelle italiane. Quelle tedesche... E se non riusciamo a pagare questi sono solo gli interessi dei 270 miliardi prestati dalla BCE. Quindi noi, per poter stare a galla, ci siamo reindebitati, non al 2 o al 3%, ci siamo indebitati al 6% e quindi alla fine dell'anno dobbiamo pagare 14 miliardi e 200 milioni. Allora l'IMU non va allo Stato. L'IMU va alle banche. Alle banche. Allora, scusi, ma chi è che mi scusi, chi è che ha le banche? La finanza, l'economia. Vogliamo dire due banche a caso? Monte dei Paschi di Siena e Mediolanum. Che strano. Certo, e dà ragione questo ragionamento del professor Mannocase e Gottardo, che il problema dell'Italia, dell'Europa e del mondo è l'economia, non è tanto questo ragionamento dà proprio ragione. Per questo l'eccesso... Faccio così, vado in pubblicità, rientro e ne parliamo, va bene Gottardo? Allora, andiamo in pubblicità e siamo fuori tempo e poi la parola a Gottardo e tutti gli ospiti, ma voi rimanete con noi tra poco.